Attori si nasce è un libro che racconta la storia del teatro napoletano della prima metà del Novecento. È Francesco Canessa che narra e lo fa coltivando curiosità che il lettore raccoglie con un sorriso, come quando il Vate d'Annunzio querelò Edoardo Scarpetta per aver osato parodiare in dialetto la figlia di Iorio, o quando la preghiera di Filomena Marturano fu recitata da un'emozionata titina di Filippo in udienza privata con Papa Pio XII. E senza chiacchiere, guardate, senza chiacchiere, l'occhio mi fa sotto con mallesco. Il volume raccoglie aneddoti, emozioni e sofferenze. Il teatro in Napoli, il palcoscenico vissuto come vita, una vita vissuta come su un palcoscenico, famiglie allargate, stirpi di attori che si incrociano, Titina, Edoardo, Peppino Di Filippo che avevano la licenza di chiamare zio il padre Scarpetta, i 9 fratelli Carloni e anche la triste storia di Totò e Liliana Castagnola. Ma c'è stata sempre una grande connessione nel teatro napoletano fra la verità della vita e la finzione del teatro. Io questo ho cercato di sottolineare come sia in realtà qualcosa che coinvolge l'intera cultura e l'intero sentimento della città. Racconti di persone che ebbero il proscenio come culla, il pubblico come Balia, Raffaele Viviani, Tina Pica, Gennaro Pantalena, Armando Gil, Gustavo De Marco. In fondo al libro, l'indice dei nomi da semplice elenco si trasforma in romanzo di vita.